Sviluppo e progresso non possono avvenire a danno dei lavoratori o dell'ambiente. Per questo il senatore Gianni Pietro Girotto di San Donà di Piave, portavoce del Movimento 5 Stelle in Senato e presidente della Commissione Industria a Palazzo Madama, ha presentato un'interrogazione specificatamente sulla situazione del Veneto, a partire dalla sicurezza dei lavoratori. Il fatto che lei abbia presentato l'interrogazione proprio per il Veneto significa che c'è un caso Veneto per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro? Ma semplicemente il Veneto è tra i primi usufruttori del superbonus, quindi a livello di numeri sì, e ci sono parecchi casi purtroppo assolutamente non positivi di non rispetto delle regole. In Veneto, nei luoghi di lavoro, sostiene Girotto, si riscontrano ancora troppe situazioni di illegalità ed è questo il motivo che lo ha spinto a presentare un'interrogazione in merito. Il provvedimento del superbonus ha determinato un enorme aumento nel numero di aziende nuove che si sono costituite, non sempre con tutti i crismi di responsabilità, quindi su questo andremo a verificare. In più chiederemo ai carabinieri un ulteriore aiuto, anche oggi hanno evidenziato che stanno girando per i cantieri, per i controlli, quindi c'è il settore edile e poi c'è il settore ambientale che è estremamente importante perché il Veneto purtroppo ha parecchi record negativi di mancata tutela ambientale.